Vediamo Pablo Gonzalez lanciato, occhio a Gonzalez, è solo Gonzalez, il tocco e il gol. Il Novara in vantaggio al 14° minuto. Pablo Gonzalez, El Cartero, porta in vantaggio il Novara, secondo gol consecutivo da parte dell'attaccante argentino, e al 14° si sblocca il risultato su questo lancio lungo per Pablo Gonzalez, errore di Rinaudo che ha mancato l'intervento sul pallone, ne ha approfittato Gonzalez. A quel punto Rinaudo non sapeva più che fare, se fare fallo, e sarebbe stata espulsione perché chiara occasione da gol. Pablo Gonzalez è stato anche abile nel resistere all'intervento del suo avversario e con un tocco ha fatto centro, pallone che è rotolato lentamente oltre la linea di porta. Dunque 14° minuto, il secondo gol in campionato, peraltro consecutivo, di Pablo Gonzalez. Vicenza 0, Novara 1. Galano sulla destra, vediamolo, Galano al limite, Galano, pallone per Gatto, tiro intercettato, arriva Delia, un buon sinistro, ci prova Delia, non controlla il portiere, Rajcevic si divora letteralmente il gol del pareggio. Pallone recuperato dal portiere Da Costa che aveva respinto la conclusione di Delia. Si era catapultato sul pallone Rajcevic che anziché deviarlo subito in porta ci ha pensato troppo, non so cosa volesse fare, in realtà dribblare evidentemente anche il portiere che era per terra in pratica, e poi è stato bravo Da Costa nel tornare sul pallone stesso, nel recuperarlo. Clamorosa opportunità fallita da Rajcevic. Vicenza ad un passo dall'1-1. Calcio di punizione in favore del Novara nella metà campo del Vicenza, ovviamente il sinistro di Nicolas Viola, parte il cross nell'area di rigore, Trust di testa, c'è un liscio generale, poi c'è Evacuo, tiro e il pallone che attraversa tutta l'area di porta sfiorando il palo, tra l'altro ha calciato da posizione impossibile, in pratica sulla linea di fondo campo. Evacuo, e per poco comunque non ha trovato lo specchio della porta, perché il pallone scaraventato dal centravanti del Novara ha attraversato tutta l'area di porta, è terminato addirittura dalla parte opposta in fallo laterale ed è stato anche deviato, quindi ci sarà rimessa in attacco in favore del Novara, che è decisamente molto più pericoloso del Vicenza. C'è Corazza a disturbare l'azione, invece Gatto va subito al cross, eccolo per Urso, poi c'è il controllo, la conclusione che sfiora l'incrocio dei pali, ma c'è deviazione, grande conclusione da parte di Mantovani, c'è stata una deviazione con il pallone che ha sfiorato l'incrocio alla destra di Da Costa. Ecco il tocco di Casarini per Viola, il cross, c'è il colpo di testa da parte di Urso, Pablo Gonzalez, lato corto dell'area di rigore sulla destra, converge, parte un altro cross, colpo di testa, gol, e gol del 2-0, il gol del 2-0 da parte del Novara, il gol del 2-0. La rete è stata di Poli, se non andiamo errati, ha segnato Poli, confermiamo. Poli, 2-0 per il Novara, non dico che era nell'aria, però insomma il Novara, abbiamo detto, quando va ad attaccare, quando si presenta in area di rigore o dalle parti del portiere Vigorito, è sempre molto temibile, e ancora una volta, questa volta il colpo di testa vincente di Poli, uno dei due centrali difensivi sul cross di Gonzalez, pallone in rete, non ha dato scampo a Vigorito, pallone che si è insaccato alla sinistra dell'estremo difensore del Vicenza, e al 18° della ripresa cambia nuovamente il parziale del Menti. Vicenza 0, Novara 2. C'è anche il sorpasso in classifica, Massimo, del Novara che si porta esattamente a 12 punti e ne avrebbe 14, pensa, in questo sarebbe al 4° posto in attesa delle partite di domani. Sì, una bella posizione, una bella squadra, ha fatto un'ottima impressione qui al Menti. Oggi è finita la partita, ha fatto un'ottima impressione qui al Menti il Novara. Vicenza, che cercava la prima vittoria in casa, invece è incappato nella prima sconfitta in casa del campionato, e aveva perso per la prima volta nel turno precedente contro la Pro Vercelli. Arriva la seconda sconfitta consecutiva, arriva invece la terza vittoria consecutiva senza subire reti da parte del Novara, che sbanca per la prima volta nella storia il Menti di Vicenza, vincendo 2-0, un gol per tempo al 14° del primo tempo. Pablo Gonzalez al 18° della ripresa, il raddoppio realizzato da Fabrizio Poli, vittoria assolutamente meritata per la squadra di Marco Baroni. È tutto dallo stadio Menti di Vicenza, grazie a Massimo Zennaro che vi saluta, linea a Roma anche da Massimo Barchesi, la più cordiale buonasera, linea che torna a Maurizio Ruggeri.